quindi siamo fra 2 giorni, no? Il 6 aprile, mi pare, No, venerdì, sabato. no, non mi fai confusione. Sabato 7 aprile. Ecco, allora, Già non mi ricordo io che devo fare la mattina, no? mamma mia. 7 aprile, tra l'altro, è una data importante del Novecento. È la data del Per Treviso. bombardamento di Treviso, 7 aprile 1943, e quindi è una data cruciale per la nostra città nel Novecento. Il 7 aprile faremo pomposamente la presentazione del disco al Teatro del Pane, qua a 2 passi da Treviso. Io dico pomposamente in modo ironico, nel senso che è semplicemente la prima data, la prima occasione di incontrare le persone dopo l'uscita del disco. Non è il tour di presentazione del disco, è una cosa a cui tengo molto, perché tu, Alessandra, no, possiamo dirlo, hai un bimbo, no? Hai una bimba, no? E non è che quando fai un bimbo o una bimba nuova poi fai un anno di tour di presentazione del figlio, no? Continua la tua vita, non sto dicendo a te, dico all'immaginario delle persone, continuiamo la nostra vita, ci abbiamo un figlio in più. Si andrà al mare, in montagna a fare una passeggiata, poi lo si porta a scuola, cioè. E invece nel mondo della musica siamo un po' abituati all'idea, uno fa il disco e poi fa un anno di tour di presentazione del Guarda disco. che succede anche nel mondo della maternità, devo Sì, contraddirti. c'è il tour delle nonne, delle zie, indubbiamente, ma da questo punto di vista, no, è vero, no? Quando fai il disco vai in giro a far vedere le foto delle vacanze del disco o del primo giorno di scuola alle nonne, alle zie, agli amici, ai fratelli, ai cugini, di questo si tratta. Sì, però è vero che nel mondo della musica il prodotto deve essere, oggigiorno insomma si presenta il prodotto. Sì, ecco. ma questo vale per l'industria discografica, quindi se tu fai parte dell'industria discografica poi devi presentare un prodotto perché c'è del marketing dietro, ci stanno dei soldi, no? Ma se noi facciamo invece le cose in un altro ambito, e io ho sempre anche litigato e lottato con l'industria discografica, amo dire che il mio viaggio continua e c'ho un figlio in più, un disco in più che cammina con me, no? E camminerà il 7 aprile sabato al Teatro del Pane, poi il 25 aprile saremo con i Partigiani dell'Ampi, come sempre, come tutti gli anni, come tutti i 25 aprile, al Parco Fender di Vittorio Veneto. Poi il 26 maggio sarò con Alessio Lega, che io considero, oltre che un amico, anche il cantautore più interessante della nostra generazione, il cantautore più importante a livello italiano della nostra generazione. E poi il 24 agosto chiuderemo la parte alta dell'estate di Porto Santa Margherita, che è un paese dove io sono così quasi cresciuto e nato, e tutti gli anni c'è questa bella tradizione con degli amici che hanno piacere di avere una serata in quel bel palco che hanno costruito quasi apposta nella Darsena di Porto Santa Margherita per fare un bel concerto con anche degli ospiti, altri amici, vedremo, c'è un po' di tempo. Poi da qui al 24 agosto se ne inseriranno altri 25 di appuntamenti, ma non li so perché per fortuna non ho un tour manager che mi prende le date. Alberto, ci salutiamo con una canzone che è un inno al coraggio. L'abbiamo preannunciata proprio in apertura, si chiama Peter Norman. Chi è questo personaggio? Ma credo sia il centro narrativo di questo disco, è proprio la figura del Novecento marginale, raccontata da un marginale per definizione, proprio dal punto di vista iconografico. Peter Norman. Siamo a Città del Messico, Olimpiadi 1968, avviene una cosa straordinaria, un'icona del Novecento, un'immagine del Novecento. Molti di noi hanno avuto quel poster in camera, il poster di 2 atleti neri sul podio della finale dei 200 metri piani, con i piedi scalzi e il pugno levato, guantato di nero, a rappresentare la rivendicazione delle lotte per i diritti civili e politici della popolazione nero afroamericana. Un'immagine straordinaria. Quei 2 ragazzi di colore, si chiamavano Tommy Smith e John Carlos, hanno fatto la gara della loro vita, sono andati lì apposta per vincere quella gara, arriveranno primo e terzo e finalmente salire su quel podio e mostrare davanti a tutto il mondo visione, un'immagine rappresentativa, simbolica, eterna di quella lotta che, ricordiamo nel 68, qual è il contesto, la lunga marcia di Martin Luther King, le Black Panthers, Malcolm X, arrivano a fare questa gara straordinaria dal punto di vista sportivo e questa dimostrazione di libertà, di affermazione, di dignità sul podio.
Vedi che ho parlato già diversi minuti e non ho parlato di Peter Norman, perché Peter Norman è quell'omino che sta al margine della foto. Lui non alza il pugno, non guarda particolarmente in modo fiero, ma sembra quasi così un po' emozionato e forse turbato. Sta lì al lato del podio, lui arriva secondo. Fa la gara davvero della vita, perché fa il record australiano di sempre, ancora imbattuto, e arriva secondo in una finale olimpica, medaglia d'argento alle Olimpiadi del 1968. Dalle foto, dalla memoria, noi quasi lo escludiamo. La prima reazione, anche la mia reazione quando la guardavo da bambino, era quasi di una figura di un estraneo, qualcuno che rovinava la bellezza di quell'immagine, questo bianco con i capelli rossi e le lentiggini che guarda un po' straniato. Sembra quasi rovinare quell'impresa, quel momento. Ma Peter Norman è un ragazzo sensibile, è un ragazzo australiano. Poco prima di cominciare la cerimonia di premiazione vede i due compagni, di cui ha grande stima e rispetto perché sono più forti di lui, soprattutto Tommy Smith, che è il figlio del vento, del tempo, di cui ha grande stima e grande rispetto, che stanno mettendo questi guanti, questo guanto nero, stanno mettendo questo adesivo, e li guarda e chiede che cosa succede. E loro domandano a Peter Norman: tu credi nei diritti civili? E lui dice sì. Anche nella mia Australia, anche nel mio paese ci sono delle discriminazioni verso gli aborigeni, le adozioni coatte. Date anche a me un adesivo. E si mette sul petto, come loro, un adesivo bianco degli atleti contro il razzismo. Anzi, addirittura li consiglia anche su una parte scenografica della premiazione, perché uno dei due, tra Tommy e Carlos, uno dei due si accorge di aver lasciato a casa i guanti. E allora lui dice: mettetene uno a testa. È un'idea di Peter Norman. Ecco perché nella foto uno appare con il braccio destro e l'altro con il braccio sinistro alzato, perché aveva un solo paio di guanti. Peter Norman, per questo solo momento di partecipazione indiretta a questa manifestazione di lotta e di affermazione del popolo nero, ritorna in Australia con la sua medaglia d'argento, con il suo record personale e record australiano, e viene accolto con una festa? No. Viene accolto con l'ostracismo e l'emarginazione. Non correrà mai più una gara ufficiale, farà le qualificazioni e farà un tempo ancora ottimo nel 72, ma la federazione australiana non lo manderà mai più a correre in rappresentanza della federazione. Soltanto nel 2006, il Parlamento australiano farà un atto di scusa, di riabilitazione nei confronti di Peter Norman, che vivrà tutta una vita da emarginato nel suo paese. Peter Norman muore nel 2012 e i due amici di allora portano la sua bara, cioè Tommy Smith e John Carlos. Lui compie un atto d'amore oltre che di coraggio, un atto d'amore che rappresenta per lui il momento più importante e anche più doloroso della sua vita. A chi gli chiede se quell'adesione alla manifestazione dei due afroamericani avesse in qualche modo oscurato la sua prestazione agonistica, lui dice no, io ne vado fiero. Quell'immagine lì non è di un uomo che disturba la scena, un po' supponente e distante dalla affermazione di quei due ragazzi. È l'immagine di un uomo fiero, che sa che in quel momento sta facendo anche lui un pezzettino di storia dalla parte giusta. E siccome era anche un credente, un cristiano, lui aderisce per senso di umanità, di amore, quella serata nella sua memoria sarà per sempre la serata della sua medaglia e della sua croce. Questa canzone, Alberto, la ascoltiamo dal vivo o da CD? L'ascoltiamo assolutamente da CD, poi tra l'altro c'è una... Peter Norman sta correndo per una finale, sta per la finale per del premio rappresentare... Amnesty? Sì, Voci per la Libertà, per poter rappresentare una canzone per i diritti umani per Amnesty International. Io, che non amo i premi, spero che non arrivi prima, spero che arrivi seconda, come Peter Norman. Ringrazio Alberto Cantone per essere stato con noi, per averci presentato l'album Breve Dancehall Novecento. Grazie Alberto. La presentazione dell'album sarà sabato 7 aprile al Teatro del Pane a Villorba e ci salutiamo con Peter Norman. Ciao Alessandra. Ciao. Io lo sapevo che non era il vento che mi sfidava quella sera, quando Tommy, che era il più forte, mi sfilò accanto come una corriera.
sapevo che non era il vento. La mattina del 20 era spazzata da vento di burrasca e Persano aveva di nuovo messo l'assedio all'isola. Di colpo è segnalata la flotta nemica. Le navi italiane da combattimento sono 28, di cui 12 corazzate. Il mare si ingrossa e Persano fatica a riunire la flotta. Nonostante gli ordini ricevuti, Albini si attarda a recuperare le lance messe a mare per lo sbarco. A bordo della Herzog Ferdinand Max, Tegethoff guida le 3 formazioni disposte in formazione a Cuneo. Aprono lo schieramento 7 unità corazzate, seguono 8 fregate guidate dal pirovascello Kaiser. Infine, altre 7 cannoniere e naviglio minore. Alle 10, Lissa è ormai in vista, così pure le unità italiane. Alle navi di Albini, Persano ordina di formare una seconda linea a distanza, ma ad un tratto fa fermare l'ammiraglia Re d'Italia, dalla quale scende per imbarcarsi sull'Affondatore, perla della cantieristica britannica. Alcuni comandanti italiani non si avviddero del trasbordo, aspettando ordini dal Re d'Italia, ma pare che Vacca e Albini finsero di non accorgersi di nulla. Persano sfilò davanti le unità austriache virando a destra, in modo da mettere in azione le batterie sulla fiancata sinistra. La manovra fu disordinata. Osservati i varchi nello schieramento sabaudo, la flotta austriaca si allineò e vi penetrò in mezzo. Si accesero scontri furiosi. La Drache, sull'estremità destra dell'ala austriaca, fu colpita 17 volte da proiettili pesanti. Perdette l'albero maestro e rimase quasi senza propulsione. Il comandante von Moll restò poi decapitato da un proiettile, ma il secondo in comando, Weiprecht, riportò la nave in combattimento. Sono le 11. Il contrammiraglio Vacca cerca di aggirare la squadra nemica accostando sulla sinistra per assalire le navi in legno. Così facendo, lascia le navi italiane centrali sole contro tutta la flotta austriaca. Il Re d'Italia, la Palestro e la San Martino restano circondate. Allora Persano punta con l'Affondatore contro il vascello a 2 ponti Kaiser, cercando di speronarlo, visto che era privo di corazza, ma la nave austriaca lo scansa e finisce con uno scambio ravvicinato di bordate. La Re di Portogallo imita Persano sparando sulla Kaiser. Il commodoro Anton von Petz allora vira di colpo ed esegue un controsperonamento. Non avendo lo sperone, la grossa fregata Kaiser fracassa il grosso albero di Bonpresso contro il fianco della Re di Portogallo. Subito la Maria Pia assale la Kaiser in un terzo scontro a cannonate e la priva dell'albero maestro e della ciminiera. Il fumo di spari e incendi si alza denso, i 2 avversari non si vedono più e cessano i tentativi di speronamento. La nave di von Petz, in fiamme, va a rifugiarsi a Porto San Giorgio, scortata dalla sua squadra. Persano segnala alla seconda squadra di Albini di inseguirla, ma nessuno si muove. Tegethoff cerca di speronare la Palestro sulla poppa, tanto che si schianta il suo picco posteriore da cui sventola il tricolore, che è subito predato dalla nave austriaca. La San Martino si sfila e la Re d'Italia diviene il solo bersaglio. Un colpo d'artiglieria le scardina il timone colpendola da 700 metri, sicché diviene ingovernabile. Il capitano di vascello Emilio Faa di Bruno vide l'ammiraglia Herzog Ferdinand Max che irrompe con le macchine lanciate a oltre 11 nodi. Per schivare la collisione ordina macchine indietro, ma il Re d'Italia non ha scampo.
Lo sperone austriaco centra la fiancata sinistra della nave italiana, che sbanda prima a dritta per l'impatto, poi a babordo per l'arretramento della nave austriaca. L'acqua inonda l'enorme squarcio ed il Re d'Italia in breve affonda, inabissandosi con gran parte dell'equipaggio. L'unità austriaca Kaiserin Elisabeth cerca di prestare un pietoso soccorso, ma la Palestro e la San Martino la prendono a cannonate, facendola desistere. La corazzata Ancona punta contro la Herzog Ferdinand Max, ma l'ammiraglia austriaca la schiva. Le due fiancate si sfregano in uno stridore assordante. Poi l'Ancona si scaglia contro il ricognitore Elisabeth, ma termina la sua folle corsa addosso ad un'altra unità italiana, la Varese. La cannoniera Palestro ha la peggio con le fregate austriache. La Novara la colpisce a ripetizione a poppa finché prende fuoco. I comandi di Alfredo Cappellini cercano di scongiurare l'incendio delle munizioni e del carbone raccolto a poppa e più tardi fallisce il tentativo di farsi trainare da un'altra nave. Verso mezzogiorno Persano dirige l'affondatore contro il malconcio Kaiser per darle il colpo di grazia. Il Don Juan e la Prinz Eugen aprono il fuoco di sbarramento. Infine l'affondatore sbaglia manovra e manca l'obiettivo. Dopo le 13, sano e salvo, il Kaiser entrava a Porto San Giorgio. Mentre l'ammiraglio Tegethoff riunisce la flotta per riportarla a Lissa, Persano lancia inutili ordini di inseguimento. Nel pomeriggio la flotta asburgica è ormeggiata a Lissa, manca solo la Herzog Ferdinand Max, ancora a guardia del porto. Alle 2:30 circa, l'Adriatico è sconquassato da un tremendo fragore, udito fin sulla costa dalmata. È la Palestro incendiata che esplode, uccidendo 225 naviganti. Sono passate le 18 quando von Tegethoff entra in porto. L'ammiraglia annuncia la vittoria ottenuta con le segnalazioni di bordo, terminando il messaggio con «Viva l'imperatore». Alcune testimonianze a questo punto riportano un fatto sbalorditivo. Gli equipaggi rispondono euforici al segnale, gridando «Viva San Marco!» e facendo volare i berretti in aria. Si manifestava così il legame affettivo ed identitario con la gloriosa patria veneta e la sua tradizione marittima. Persano a Lissa dice facciamo una dimostrazione, poi ce ne rientriamo, e invece gli altri combattono, con il risultato che uomini di ferro, veneti e veneziani, su navi di legno l'hanno avuta vinta di una testa di legno, che è per l'appunto Persano, su navi di ferro. E sarà lecito ricordare che tutte le volte che sparavano una cannonata, i marinai della marina austriaca urlavano Leon o San Marco, a seconda se fossero della città di Venezia o dell'entroterra, al punto tale che qualcuno dice che questa qui è stata l'ultima battaglia civile, perché erano italiani contro italiani, ma più appropriatamente bisogna dire che questa è stata l'ultima vittoria della Serenissima. Persano torna ad Ancona, proclamando la sua vittoria e incoraggiando festeggiamenti, ma la festa si spegne quando si conoscono gli esiti della battaglia. All'indomani dello scontro sulla scorta del rapporto mendace di Persano, il Ministero all'Interno dà l'annuncio della vittoria italiana, farneticando su un'immaginaria ritirata austriaca. La flotta italiana rimase padrona delle acque del combattimento. Concludeva il dispaccio. A livello diplomatico si sprecano invece le battute di scherno di Napoleone III. Un'altra sconfitta e mi chiederanno Parigi. La flotta austriaca lamentava 38 morti, 138 feriti e nessuna unità persa in combattimento. La flotta italiana sopportava il peso di 643 morti, 161 feriti e la distruzione in mare di 2 unità corazzate, il Re d'Italia e la Palestro. La sconfitta di Lissa scatena l'indignazione generale. La gente inveisce contro i comandi italiani, scoppiano persino disordini sulla riva del porto anconetano. Ad ottobre il Senato del Regno sottopone Persano ad un lungo processo.
Il 15 aprile 1867 è ritenuto colpevole di negligenza, imperizia e disobbedienza, ma prosciolto dalle accuse di alto tradimento e viltà di fronte al nemico. Condannato alle spese di giudizio, è deposto dal grado e perde la pensione. Alla sua vecchiaia provvede un vitalizio elargito da Vittorio Emanuele II. Vacca e Albini sono anch'essi rimossi dal comando. Al fatto d'arme, Trieste dedica varie celebrazioni e vi attribuisce un rilievo politico, vedendovi il rilancio del suo ruolo marittimo. Gaudio generale su tutta la costa istriana e dalmata e solidarietà generale con l'impero asburgico. Dagli elenchi dei decorati e dei feriti emerge la composizione etnica della flotta austriaca. La provenienza prevalente è dagli ex domini della Serenissima. Un articolo del 78 di Pietro Giorgio Lombardo enumera 2 medaglie d'oro e ben 47 d'argento, concesse dall'impero ai marinai delle province di Venezia, Rovigo e Padova. Oltre alla medaglia d'oro conferita al timoniere chioggiotto Thomas Penzo, va ricordato il marinaio di Pellestrina Vincenzo Vianello, detto Gratan. Il contrammiraglio von Petz lo ha decorato con medaglia d'oro per aver afferrato il timone dalle mani del timoniere Lenaz, colpito a morte, e per aver condotto con maestria la fregata Kaiser allo speronamento della re del Portogallo. Questo alle nostre spalle è sicuramente uno dei monumenti meno conosciuti della nostra capitale. È dedicato all'arciduca Massimiliano e fu eretto in Pola all'indomani della battaglia di Lissa nel 1869. Fu poi portato qui a Venezia nel 1919, dopo la Prima Guerra Mondiale, nonostante le fortissime proteste della popolazione di Pola. Un altro monumento eretto nel cimitero di Lissa fu trasportato, anche quello dopo la Prima Guerra Mondiale, nell'Accademia Militare di Livorno. Qualcuno si chiederà perché a Livorno, ma è una domanda che è destinata a restare nel vuoto. E mi è caro ricordare come un grande intellettuale veneto del secolo scorso, Guido Piovene, che citava spesso Lissa nei suoi appunti come l'ultima vittoria della Marina austro-veneta, tutte le volte che andava o per lavoro o per svago a Vienna si recava al monumento a Tegethoff e portava un mazzo di fiori proprio per omaggio a questo grandissimo ammiraglio, a questo grandissimo condottiero. Grazie al vaccino l'Italia sta ripartendo. I vaccini contro il Covid-19 sono il risultato dell'impegno senza precedenti della comunità scientifica globale e hanno superato tutte le procedure di verifica della sicurezza. Dai fiducia alla comunità scientifica e fai il vaccino, anche la terza dose. Non siamo soli in questo universo. Con il vaccino vinciamo insieme, facciamolo per noi. Sono Giacomo e questa è una comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria. Benvenuti ad una nuova puntata del nostro ciclo dedicato al Polo Museale della Grande Guerra di Vittorio Veneto.
Insieme a me, come sempre, l'architetto Maria Cristina Scaletta, direttrice del Museo della Battaglia di Vittorio Veneto, che ci introduce all'argomento di questa puntata, una delle collezioni, possiamo dire uno dei fiori all'occhiello del polo museale. Certamente. Stiamo parlando di un patrimonio che è stato donato dalla figlia Mariemma Marzocchi di immagini fotografiche e immagini stereoscopiche, lastre stereoscopiche, che Luigi Marzocchi, un fotoreporter che lavorò durante la Prima Guerra Mondiale in campo di battaglia, in seconda linea, dove c'erano gli ospedali da campo, insomma, facendo un reportage completo della vita durante la Grande Guerra. E di questo importantissimo patrimonio acquisito al Museo della Battaglia ce ne parlerà Francesca D'Aros. Come molti altri musei, anche il Polo Museale Vittoriese si è arricchito negli anni grazie a delle donazioni di privati che hanno donato al museo le proprie raccolte. Una di queste, una delle principali, è la collezione di Luigi Marzocchi. E allora, Francesca D'Aros, iniziamo intanto a dire chi era questo Luigi Marzocchi. Allora, Luigi Marzocchi nasce il 3 agosto del 1888 a Molinella, in provincia di Bologna. Intorno al 1907 venne arruolato per svolgere il servizio militare e lo porta a termine proprio come addestramento, in quanto non c'era ancora la guerra. Venne nuovamente richiamato nel momento in cui scoppia la guerra, quindi nel 1915, proprio perché l'esercito italiano si stava organizzando, e venne richiamato con un incarico molto particolare, perché venne assegnato a Luigi Marzocchi l'incarico di organizzare il reparto fotografico ufficiale del Comando Supremo. Cos'era questo compito? Il compito consisteva nel produrre immagini fotografiche che rappresentassero il territorio sostanzialmente, ma anche aspetti di vita quotidiana e di qualsiasi cosa che potesse portare un'informazione in più ai comandi. Quindi era un ruolo innovativo perché nasce proprio in ambito militare e assolutamente interessante a livello informativo. E quindi poi di tutta questa sua attività, parte di questo materiale che Marzocchi ha raccolto l'ha donato al Museo di Vittorio Veneto? Esatto, per me è proprio un onore parlare di questa donazione, in quanto io insieme alle altre 2 ragazze del servizio civile stiamo studiando questo fondo. Questo fondo è arrivato al museo nel 1987 su donazione della figlia proprio di Marzocchi, Maria Emma, la quale ha deciso di donare l'intero lavoro che ha fatto il padre in ambito di guerra. Questo fondo raccoglie 11 album fotografici, di cui il primo contiene dei documenti che raccontano proprio il lavoro di Marzocchi. Gli altri album invece raccontano di vari luoghi e anche di varie situazioni che Marzocchi ha immortalato proprio negli anni, nell'anno di guerra dell'occupazione, quindi dall'ottobre del 1917 al novembre del 1918. Ecco, visto che lo state studiando, lei e le sue colleghe, approfonditamente proprio per portarne a termine la catalogazione, cosa raccontano queste foto scattate durante la guerra da Luigi Marzocchi? Allora, queste foto, inizialmente c'è da dire una cosa, che oltre ad avere questa funzione a livello militare, c'è da ricordare che la fotografia nasce anche come funzione, aveva la funzione propagandistica.
Dunque non si dovevano rappresentare scene troppo cruente e scene che rappresentassero il malessere dei soldati, in quanto potevano queste foto scappare alla censura e arrivare ai cittadini che, non vedendo la guerra, potevano percepire questo malessere dei soldati, che erano molto semplicemente figli, mariti e chi più ne ha più ne metta, quindi non doveva trapelare il malessere della guerra. Quindi queste foto raccontano la prima parte, le prime 400 foto circa, rappresentano la ritirata dell'esercito italiano dopo Caporetto, e quindi Marzocchi non lascia spazio alla disperazione dei soldati e neanche dei civili, ma bisogna presto riorganizzare l'esercito, e questo traspare proprio dalle foto di Marzocchi. Nella seconda parte viene raccontata sostanzialmente quella che è la battaglia d'arresto dell'esercito austro-ungarico, e anche qui c'è una piccola parte riservata al reparto degli arditi, per poi concludere con i festeggiamenti, la fine della guerra, arrivando proprio ai festeggiamenti e alle celebrazioni del 4 novembre, quindi si vede anche la parte più gioiosa, se così si può dire, della fine della guerra. Quindi un patrimonio davvero interessante, quello costituito dalle foto scattate da Marzocchi, dai suoi collaboratori, foto che sono visibili al museo? Sì, queste foto sono visibili all'interno del percorso di guida del museo tramite delle gigantografie. Infatti sono state selezionate alcune foto molto belle che rappresentano e valorizzano anche il lavoro di Luigi Marzocchi. Una parte invece non si vede, è quella, il museo nascosto lo chiamiamo noi, e rappresenta una serie di stereoscopie che rappresentano proprio questa tecnica utilizzata e nata in periodo di guerra, che praticamente rappresentava la visione dell'occhio umano, e tramite queste foto e un apposito apparecchio si possono vedere queste foto in versione tridimensionale, quindi anche questa è un valore aggiunto a quello che è il fondo Marzocchi e la donazione arrivata al Museo della Battaglia. Quasi un occhio in presa diretta, pur con quella visione da un angolo particolare, come ci ha spiegato Francesca Darós, sugli avvenimenti della Grande Guerra, degli ultimi anni della Grande Guerra, proprio anche nel nostro territorio. Grazie allora Francesca Darós per averci illustrato il fondo fotografico Luigi Marzocchi del Museo della Battaglia. Grazie a voi. Grazie anche da parte mia per averci seguito fin qui. L'appuntamento è con la prossima puntata del nostro ciclo dedicato al Polo Museale della Grande Guerra di Vittorio Veneto. Dopo la disfatta italiana di Lissa, l'armistizio di Cormons è stipulato il 12 agosto 1866 dal generale Agostino Petitti Bagliani e dal generale Karl Möning. Si intima agli italiani di sgomberare dal Trentino. L'armistizio congelava le posizioni raggiunte e disponeva lo scambio dei prigionieri. Gli austriaci si mantenevano nei settori fortificati di Venezia, Gradisca e del quadrilatero di Mantova, Verona, Legnago, Peschiera. Il destino delle Venezie
era rimesso al trattato di pace definitivo. Il negoziato di Napoleone III con l'Austria imponeva condizioni umilianti per la Casa Savoia, sconfitta 2 volte sul campo. I delegati italiani a Parigi insistettero con il ministro degli esteri francese Édouard Drouin de Lhuys perché la convenzione franco-austriaca non prevedesse commissari francesi, ma Drouin fu irremovibile. Il 3 agosto 1866 Metternich, in veste di ambasciatore a Parigi, scrisse al suo ministro degli esteri Mensdorff-Pilly che si poteva arrivare all'indipendenza delle Venezie sotto un governo autonomo, com'era la vecchia Repubblica. Ci si aspettava, infatti, che i Veneti reclamassero un proprio governo, ma su di loro pesava la funesta eredità del 1848-49, quando si batterono da leoni contro l'Austria, ma restando privi di appoggi da parte di Francia, Piemonte e Inghilterra. Il conflitto fra Austria e Prussia si chiudeva con la pace di Praga il 23 agosto 1866. Il giorno dopo si concludeva a Vienna la convenzione tra Austria e Francia. Una volta firmata la pace fra Austria e Italia ed evacuate le truppe, il regno lombardo-veneto sarebbe passato a Napoleone III tramite commissari, che assumevano il ruolo di garanti dei diritti nazionali dei Veneti. A metà settembre Napoleone III inviò a Venezia il commissario Edmond Leboeuf, assegnandogli dettagliate istruzioni, tra cui: Terzo, il commissario francese riceverà dal commissario austriaco le piazze del quadrilatero ed in seguito le rimetterà alle autorità comunali. Quarto, il commissario francese si recherà poi a Venezia, dove la consegna del Veneto sarà fatta dal commissario austriaco. Egli riunirà un comitato di 3 membri, a cui farà la retrocessione del Veneto. La commissione determinerà, in accordo con le autorità comunali, modalità e tempi del plebiscito, che si terrà liberamente, a suffragio universale e nel più breve tempo possibile. Il 14 settembre 1866 il governo italiano incaricò Thaon di Revel come commissario militare per l'esecuzione degli accordi sulla consegna del Veneto. Le istruzioni del ministro degli esteri Visconti Venosta si leggono in una nota confidenziale. Il regio commissario militare dovrà concertare coi 3 commissari ai quali Leboeuf farà la consegna del Veneto tutte le precauzioni perché sia evitato ogni intervallo nella chiamata delle regie truppe per parte del municipio di Venezia. Insomma, Thaon di Revel doveva mettere sotto controllo le autorità venete con l'ausilio dell'esercito. La fonte che meglio documenta l'impostura del governo italiano è scritta di proprio pugno dal massimo protagonista. Si tratta della cessione del Veneto, ricordi di un commissario regio militare, monografia pubblicata nel 1890 dal conte Genova Giovanni Thaon di Revel. Il 30 settembre 1866 il primo ministro Ricasoli gli trasmette questo comunicato. Sono i municipi che devono apparecchiare ed eseguire il plebiscito e per questo fatto io sono perfettamente tranquillo per le 6 province che già sono rette da funzionari a nome del governo italiano. Vi sono 3 province ancora, Venezia, Verona e Mantova, che sono oggi in uno stato prossimo all'anarchico. Vi occorre la installazione di commissari italiani e la composizione immediata di municipi di buona fattura, cosa che può aversi solo col mezzo dei commissari. Per queste ragioni credo non si possa convocare il plebiscito se non immediatamente dopo l'ingresso delle nostre truppe nelle 3 città suddette e l'arrivo dei regi commissari. Inoltre si baderà bene che il commissario francese abbia ad usufruire largamente della sua ridicola posizione. Conviene tentare tutte le vie per annullare la presenza del Leboeuf ed io pubblicherò anco prima il plebiscito, se ciò potesse valere a questo fine.
Più che l'austriaco vedrà l'impegno nostro di far partire le truppe austriache con decoro, più annulleremo la presenza stupida ed inutile del commissario francese, vero camorrista su larga scala, che vuol profittare delle altrui fatiche senza aver fatto 1-0. Esistevano quindi istituzioni venete in grado di gestire il plebiscito. Erano i municipi. Per eludere l'imparzialità del voto, il governo italiano prende 2 provvedimenti, l'occupazione militare e la nomina di ben 9 commissari straordinari che nei fatti scavalcano le municipalità, veri e propri soggetti di autogoverno del territorio. Il 3 ottobre 1866 si firma a Vienna una convenzione tra Francia, Austria e Italia. Quanto ai confini, l'arciduca Alberto si oppose a frontiere diverse da quelle del Regno Lombardo-Veneto, quindi niente Trento e Trieste. Tra le clausole generali si stabilisce che Sua Maestà l'Imperatore dei Francesi si dichiara pronto a riconoscere la riunione del detto Regno Lombardo-Veneto agli Stati di Sua Maestà il Re d'Italia, sotto riserva del consenso delle popolazioni debitamente consultate. Nell'occasione, l'Austria restituì al generale Menabrea la corona ferrea, risalente ai tempi di Teodorico. La corona ferrea era, per tradizione, conferita presso il Duomo di Monza a chi deteneva il titolo imperiale di Re d'Italia. Con il gesto di rimettere la corona, si ribadiva un principio di sovranità, per secoli appartenuto in prevalenza alla Veneta Serenissima Repubblica. La dicitura Regno Lombardo-Veneto riconosceva ai Veneti uno status di potenziale sovranità, coerente con la dignità di nazione, che Vienna aveva sempre attribuito loro, il tutto confermato dall'obbligo di consultare dette popolazioni. Il Regio Decreto del 7 ottobre 1866 indiceva il plebiscito, indicandone una data e fornendo le istruzioni per il voto, che in gran parte differirono da quelle poi impartite ai commissari. Così Thaon di Revel riferì al ministro Visconti Venosta l'incontro a Verona del 15 ottobre con il commissario francese. Il generale Lebeuf mi parlò lungamente del decreto reale col quale si vuol fissare il plebiscito. Crede che sarà considerato a Parigi come contrario agli accordi presi. Mi rilesse per la 100ª volta le sue istruzioni, che lasciano ai notabili di determinare il plebiscito. Gli risposi che così volendo non si troverebbero i notabili, o trovandoli non vi sarebbe plebiscito. Le popolazioni vi si rifiuteranno come cosa inutile, perché già fatta nel 48. Per soddisfare la sua vanità, chieggo di essere autorizzato a far fare dai notabili una risposta insignificante al discorso che egli pronunzierà a nome dell'imperatore, il quale rimarrà ignoto perché non lo lascerò pubblicare dai giornali di Venezia. Il ministro Visconti Venosta ordinò a Thaon di Ravel di negare l'esistenza del decreto reale e di spacciarlo come semplici istruzioni ai municipi veneti, ma ben presto fu pubblicato su un manifesto, scatenando le ire di Lebeuf, che minacciava di non cedere il Veneto e di far sbarcare un reparto di marina dalla sua nave, la Provence, ormeggiata a Venezia. Altro che cessione! Il 17 ottobre, alle 8 del mattino, mi vedo arrivare Lebeuf con in mano un giornale, nel quale era stampato tutto il decreto reale. Era fuori di sé. Urlava che era una violazione del trattato, un insulto alla Francia, e protestava che senza un ordine preciso del suo imperatore non cedeva il Veneto. Avevo davanti ai miei occhi il Regio Decreto, in data 7 ottobre, firmato Vittorio Emanuele, che fissava il 21 e 22 dello stesso mese per la votazione del plebiscito.
E non solo lo leggevo stampato nel giornale, ma sapevo che era affisso in tutta la provincia di Treviso. Ne avevo 1300 copie per Venezia ed Estuario. Leboeuf me ne aveva portato una copia e si voleva che dicessi al commissario francese che egli si sognava un regio decreto che non esisteva. 6 ottobre 1866, siamo a Verona in piazza Bra, nel centro della città, ci sono ancora le truppe imperiali e le truppe austriache che, pur avendo sconfitto gli italiani a Custozza e a Lissa, diplomaticamente poi dovranno cedere il Veneto a seguito di un plebiscito che dovrà consultare le popolazioni. Gli italiani, ovviamente, i filosabaudi, i filorisorgimentali, i liberali, sono stizziti del fatto di queste sconfitte e quindi cercano la provocazione in tutte le maniere. Si è formata la Guardia Nazionale, un gruppo paramilitare costituito da ovviamente simpatizzanti per i Saboia, massoni, liberali, che a seguito ormai della notizia certa della cessione del Veneto all'Italia ovviamente ormai spadroneggia per la città. Anzi, addirittura cercano la provocazione, vogliono la rivalsa a seguito della sconfitta, e qui avviene l'episodio che ha visto come vittima innocente Carlotta Schieri, una giovane veronese che aspettava un bambino, e il proprio marito. In buona sostanza i garibaldini, i mazziniani vanno a provocare i soldati e gli ufficiali austriaci che si trovano presso il Caffè Europa, che era proprio il caffè militare dove appunto questi ufficiali pacificamente stavano aspettando le notizie dell'eventuale ritirata verso il Tirolo, e qui avviene il parapiglia, il tumulto, le provocazioni, gli insulti che poi porteranno accidentalmente alla morte di Carlotta Schieri, che morirà appunto colpita da un calcio, non si sa se dagli austriaci piuttosto che dai garibaldini. Questo episodio è stato poi enfatizzato dalla propaganda risorgimentale, sono state poste delle lapidi, si sono scritti anche dei testi, quando invece la situazione oggettiva invece della città era di tutt'altro tenore. Vari documenti raccolti nel libro L'arciprete e il cavaliere di Federico Bozzini descrivono la condotta dei commissari distrettuali. L'11 ottobre le truppe austriache si ritirano dalla Bassa Veronese. Di conseguenza, dal 12 corrente, lo scrivente ufficio assume la rappresentanza e l'ingerenza del governo italiano. Con tal giorno tutti i pubblici documenti dei comuni, notai, ingegneri e istituti dovranno essere intestati con l'indicazione Regno d'Italia. E da tal giorno la Chiesa ha l'obbligo di non più invocare la benedizione divina sopra un governo straniero e legalmente cessato. Raccomando alle deputazioni comunali di invigilare a ciò che la consociazione di questa nostra esistenza nazionale sia festeggiata nel pubblico col dovuto onore, al grido festante di Viva l'Italia! Leboeuf era preoccupato riguardo ai notabili da scegliere come rappresentanti del Veneto, ma Taon di Revel così lo raggira. Qual è la base sulla quale poggiate il vostro criterio per scegliere i notabili? Avere delle persone notabili che rappresentano il Veneto, mi interruppe Leboeuf. Benissimo, ma come potete essere sicuro della buona scelta? Chi ve ne dà informazioni sicure, certe, coscienziose e che non si rinchiudano in città ma comprendano tutto il Veneto? Mi ammetterete che le 3 città di Venezia, Verona e Mantova costituiscono la parte più importante del Veneto. Chiamate i rappresentanti di queste 3 città. Sono naturalmente i capi dei loro municipi. A loro retrocedete il Veneto. In realtà, i 3 notabili suggeriti da Taon di Revel erano già stati istruiti dagli emissari della monarchia. Erano De Betta per Verona, Emi Kelder per Mantova e Michiel per Venezia, e questi ultimi 2 non erano neppure potestà. Per far posto a Michiel, Gaspari fu fatto dimettere. Il commissario Leboeuf voleva esaltare con cerimonia il passaggio del Veneto ai notabili veneti, ma il governo italiano lo impedì. Bisognava impedire all'opinione pubblica di sapere che la sovranità del Veneto doveva passare alle municipalità. Fu impedita l'esposizione di bandiere francesi. Annota Taon. Scegliendo gli individui proposti da Parigi, si creava un'autorità speciale sul Veneto, che poteva dar luogo
a qualche aspirazione autonoma o anche repubblicana per Venezia. Era una questione che poteva sorgere e recare imbarazzi. Se invece i notabili fossero rappresentati dai capi dei municipi principali, Mantova, Venezia e Verona, questi, ricevuta la consegna, ordinavano subito il plebiscito. L'azione governativa non rimaneva sospesa e gli animi naturalmente portati a votare per il Regno d'Italia non rischiavano di essere disturbati da faccendieri politici ai quali, all'uopo, l'autorità municipale, rinforzata dalla militare, avrebbe imposto il silenzio. Miniscalchi, Strozzi, Giustiniani ed altri erano degnissimi e perfettamente adatti per tale scelta, se non vi ostassero le considerazioni sovraesposte. Perciò pensai bene di esporre le mie idee a ricasoli, fra le quali vi era quella di far sentire a quei signori che sarebbero richiesti dalle BEF, direttamente o per intermediario, che il governo desiderava che essi declinassero l'invito. Mi riservavo poi di condurre le BEF a richiedere Michiel, De Betta e De Michelder. Il commissario militare italiano avvicinò attraverso agenti segreti sabaudi i rappresentanti veneti su cui stava cadendo la scelta di Leboeuf, mandandogli a dire di farsi da parte. Valendomi del comitato segreto, feci sapere a chi era necessario essere volontà del re che non si accettasse l'invito, salvo comunicazioni speciali da me trasmesse. Grazie al vaccino l'Italia sta ripartendo. I vaccini contro il Covid-19 sono il risultato dell'impegno senza precedenti della comunità scientifica globale e hanno superato tutte le procedure di verifica della sicurezza. Dai fiducia alla comunità scientifica e fai il vaccino, anche la terza dose. Non siamo soli in questo universo. Con il vaccino vinciamo insieme, facciamolo per noi. Sono Giacomo e questa è una comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria. Ben ritrovati agli amici di Radio Veneto 1, uno spazio di approfondimento dedicato alla medicina e alla nostra salute. Parliamo di un tema che tocca molti uomini, sempre più i numeri sono consistenti, ovvero parliamo del tumore alla prostata, che è la prima forma tumorale maschile, ormai diventata. Come ogni anno a Conegliano si terrà un evento a carattere scientifico internazionale dedicato a queste tematiche. L'evento di quest'anno è in programma il prossimo 21 aprile al Centro Congressi San Francesco nella città del Cima, organizzato dall'ULSS Trevigiana e in particolare dall'unità operativa complessa di urologia dell'ospedale di Conegliano. Noi abbiamo qui due dei medici dell'unità operativa, il direttore dell'unità operativa complessa di urologia, il primario, il dottor Salvatore Valerio. Buongiorno. Ben trovato. E poi un altro collega del dottor Valerio, anche lui dirigente medico dell'unità operativa, il dottor Lorenzo Angelini. Buongiorno. Allora, dottor Valerio, questo importante appuntamento che vi attende tra poco, dedicato, come dicevamo, a un tema purtroppo, dobbiamo dire, di strettissima attualità. Sì, buongiorno. Noi abbiamo avuto l'occasione, ringrazio voi tutti per l'attenzione che date a questi eventi. Abbiamo organizzato questo evento il 21 di aprile perché ormai il tumore della prostata è il primato nel sesso maschile e poi crediamo in un confronto continuo con i colleghi, i più autorevoli tra l'altro, sia nel territorio nazionale sia dall'estero. Verrà un collega dagli Stati Uniti, proprio perché l'autoreferenzialità in medicina non esiste
per cui sono confronti culturali che sono molto importanti soprattutto per gli addetti ai lavori, ma anche per la popolazione che è ormai direttamente coinvolta in queste tristi vicende patologiche. Vi dedicherete a una tematica specifica tra le tante sfaccettature di questo campo di cui vi occupate? Sì, perché ormai la storia naturale del tumore della prostata è totalmente cambiata. Ormai non è più solo l'urologo che tratta tale patologia, sia per gli aspetti fisici, tecnici che determina, sia per gli aspetti di tipo psicologico e per le conseguenze che sono appunto conseguenti a una terapia del tumore della prostata. Per cui si sono via via aumentate i team multispecialistici, dette appunto prostate unit, proprio per affrontare la patologia del tumore della prostata in modo multidisciplinare. E una di queste prostate unit di cui accennava il dottor Valerio è attiva anche nella struttura coneglianese, ne è responsabile proprio il dottor Angelini, e allora a lui chiederei di delinearci, ovviamente nei termini più semplici possibili, in cosa consiste poi anche in concreto questa prostate unit. La Prostate Unit è un gruppo di lavoro formato da tanti specialisti che collaborano insieme e che visitano il paziente nello stesso momento. In particolare siamo noi urologi, poi c'è il collega dell'oncologia, il radioterapista, e abbiamo anche riferimenti con i fisiatri e i medici della medicina nucleare. In questo modo possiamo partire dalla diagnosi e seguire il paziente lungo tutto il percorso, quindi il trattamento, la terapia e poi per i controlli successivi. Questo permette quindi di ridurre i tempi di attesa, avere una presa in carico del paziente che quindi non deve più rincorrere lo specialista, ma ha le visite che vengono prenotate direttamente, e permette di avere delle indicazioni terapeutiche più rispondenti alle linee guida internazionali. Questo modello organizzativo è attivo a Conegliano ormai da circa 3 anni, dal 2015, quindi vi consente di avere già un minimo di bilancio, insomma un'attività che si sta facendo sempre più consistente? Assolutamente, abbiamo un numero di pazienti in aumento e ci siamo l'anno scorso attestati a fronte di oltre 350 biopsie prostatiche. Abbiamo seguito circa 220 pazienti lungo il percorso e siamo arrivati a fare più di 65 prostatectomie radicali e la stragrande maggioranza in laparoscopia. Ecco, quindi dottor Valerio, un approccio multidisciplinare che è fondamentale ormai, indispensabile. È fondamentale, sì, perché lei sa che un paziente affetto da tumore della prostata ha negli aspetti terapeutici prevalentemente 2 conseguenze. Primo di ordine psicologico legato alla diagnosi, perché sentirsi dire che c'è un paziente affetto da tumore non è assolutamente piacevole. Numero 2 sono gli aspetti conseguenti alla terapia, cioè la potenza sessuale e la incontinenza. Per cui le scelte terapeutiche vanno sempre più condivise, si parla di una terapia come abito su misura richiesto dal paziente, proprio perché è condivisa con lo specialista, e per questo motivo il consenso a una terapia è sempre più una società, un patto che si sviluppa fra il paziente stesso e lo specialista che dovrà aiutarlo, insomma. Di fatto noi abbiamo nella Prostate Unit anche un sostegno psicologico da parte di uno specialista che aiuta i pazienti ad affrontare questa decisione.
Ecco, dottor Angelini, abbiamo citato dei numeri prima, si diceva che questo nuovo tipo di modello organizzativo, di approccio appunto in team, consente anche dei vantaggi per il paziente, anche proprio dei vantaggi pratici. I risultati che si stanno raggiungendo, forse la domanda è banale, ma è quello che poi il paziente chiede, insomma, quando deve affrontare questi problemi, insomma, i risultati di cura sono in miglioramento? I risultati di cura sono in miglioramento e il tumore alla prostata ha la caratteristica di essere tra i tumori con una percentuale di cura più alta. Parliamo di oltre il 70% di pazienti guariti a 5 anni dalla diagnosi. Quello che poi bisogna anche spiegare è che tanti pazienti arrivati a un'età avanzata, pur avendo una neoplasia alla prostata, non hanno poi nessun tipo di fastidio da questa neoplasia, quindi bisogna essere molto attenti a selezionare i pazienti giusti da trattare per non eccedere nei trattamenti. Ormai l'abbiamo capito un po' tutti, molto importante nella cura delle neoplasie, non solo, ma soprattutto per le neoplasie, dottor Valerio, è la diagnosi precoce. Da questo punto di vista ci sono anche delle novità diagnostiche che state mettendo in atto anche a Conegliano? Assolutamente sì, nel senso che la prima cosa che bisogna affermare è che il paziente al di sopra dei 50 anni bisogna che vada dall'urologo, perché la prevenzione parte da lì. Purtroppo esistono ancora dei vincoli di ordine psicologico. Sono ancora degli scrupoli che è bene abbandonare. È bene abbandonare perché è una patologia in costante aumento. Dal punto di vista tecnologico, poi noi e in particolare l'azienda ha voluto rafforzare sempre di più il percorso diagnostico terapeutico, cioè la prostate unit, proprio per l'attività con cui che svolgiamo con questo numero crescente di pazienti, e alcuni di questi vanno seguiti anno per anno. Ad esempio abbiamo una risonanza magnetica che è multiparametrica, che si avvale di specialisti quale il nostro primario radiologo, il dottor Piccoli, molto ma molto bravo per questa attività, e siamo in attesa dell'ulteriore salto di qualità che si chiama una tecnica fusion, la fusion biopsy, cioè è una tecnologia che utilizza un sistema misto ecografico e risonanza magnetica, questo per poter mirare ancora di più le biopsie. E poi l'ultima tecnologia importante già acquisita, questo soprattutto per la patologia benigna della prostata, anche per interventi di chirurgia mini-invasiva, è che la nostra direzione ci ha dotato di un laser, la Thulium, che è una grandissima conquista per questo tipo di patologie, primo perché sia in termini di salute sia in termini di costi, perché riduce il disagio per i pazienti, riduce la ospedalizzazione, per cui sì, siamo dotati, siamo messi bene, diciamo che l'azienda ci ha messo in grado di correre bene, ecco. Possiamo parlare davvero di un centro di eccellenza nella eccellente sanità veneta per questa particolare patologia. Abbiamo parlato di diagnosi e poi appunto di queste nuove dotazioni tecnologiche, dottor Valerio, ma ci sono anche delle novità dal punto di vista terapeutico per il trattamento del tumore alla prostata? Sì, in termini terapeutici la chirurgia mini-invasiva sicuramente rimane nei pazienti ovviamente trattabili. Il gold standard, cioè la chirurgia radicale tratta in modo radicale la patologia, per cui il paziente è in grado di guarire. È ovvio che c'è la chirurgia robotica o chirurgia laparoscopica, noi siamo dotati anche della cosiddetta 3D, che è una laparoscopia che utilizza la stessa visione del robot,
In termini di costi noi ci avvantaggiamo perché la laparoscopia, tra virgolette, costa di meno, e in termini di risultati oncologici e funzionali è identica alla robotica. La robotica ha la necessità di essere sviluppata e utilizzata in modo multidisciplinare, cioè non solo dallo specialista urologo ma da vari altri tipi di specialità, proprio per ammortizzare i costi. Noi abbiamo inteso sviluppare la parte laparoscopica avanzata 3D proprio per avere più snellezza, velocità e adattabilità di costi a seconda della necessità. E di tutti questi argomenti, poi naturalmente anche di varie altre problematiche, si parlerà appunto il 21 aprile in questo convegno, in questo grande convegno di rilevanza internazionale organizzato a Conegliano, al Centro Congressi San Francesco, dall'Unità Operativa Complessa di Urologia. Un appuntamento naturalmente per specialisti, dottor Valerio, ma che si rientra anche in quell'opera di sensibilizzazione e di informazione al grande pubblico, alla popolazione, che state portate avanti da tempo. Sì, lei come sa da anni agiamo sul territorio con le varie associazioni, in particolare la Lega Tumori, la LILT, è coinvolta nelle nostre attività sia cliniche che di tipo di informazione riguardante la prevenzione. Tutte le associazioni che si interessano di malattia urologica, oncologica sono coinvolte e invitate a questo congresso, sono associazioni con cui collaboriamo da anni. In più ci saranno oncologi, urologi, radiologi, insomma è multispecialistico come la Prostate Unit. Appunto nella linea di questo approccio oggi essenziale che coinvolge più discipline per una diagnosi e poi una cura più efficace, meno invasiva. E rinnovando allora l'appello anche a non farsi prendere da certi tabù ancora esistenti, a chi magari ci guarda, ci ascolta, una visita non fa male, anzi è assolutamente consigliata, anche per questi temi che effettivamente tutti magari abbiamo ancora qualche remora a affrontare. Io ringrazio i nostri ospiti, il dottor Salvatore Valerio, direttore dell'Unità Operativa Complessa di Urologia dell'Ospedale di Conegliano, e il dottor Lorenzo Angelini, anche egli dell'Unità Operativa di Urologia, responsabile della Prostate Unit. Grazie per essere stati con noi, di averci parlato di questo tema. Un grazie anche da parte mia a tutti voi che ci avete seguito. L'invito è ai prossimi spazi di approfondimento sempre sui canali di Veneto 1. Benvenuti ad una nuova puntata del ciclo dedicato al polo museale della Grande Guerra di Vittorio Veneto. Con noi ritroviamo ancora una volta la direttrice del Museo della Battaglia, l'architetto Maria Cristina Scalet. Allora, direttrice, oggi quale argomento affrontiamo? Oggi affrontiamo un argomento un po' particolare, un modo di fare la guerra non solo con le armi ma anche attraverso i mass media. In particolare ce ne parlerà la dottoressa Marta Covre, laureata in turismo e territorio presso l'Università di Milano, relativamente ai giornali di trincea. Vedremo che cosa sono.
La guerra, dicevamo poco fa, non si combatte solo con i fucili, le baionette, i cannoni sul fronte, ma anche con altre più sottili, più sofisticate armi nel fronte interno o anche al di là delle linee. Marta Covre nasce forse proprio con la prima guerra mondiale o comunque viene impiegata in grande stile la propaganda. Sì, è vero. Effettivamente con la prima guerra mondiale c'è una spinta molto forte nel settore proprio della propaganda, ma non da subito. Questo avviene con la rotta di Caporetto, come molte altre innovazioni appunto apportate con la Grande Guerra. Prima, diciamo nei primi 2 anni e mezzo del conflitto, la propaganda viene sostanzialmente ignorata dal Comando Supremo, non la si ritiene uno strumento importante. Si punta più che altro a comizi tenuti magari da politici interventisti o da personalità interventiste, ovviamente civili, che quindi non sapevano concretamente nulla di ciò di cui andavano a parlare e quindi non ottenevano